Eccoci qua cari telespettatori, un altro aggiornamento sull'economia, sulla situazione dei mercati in generale che facciamo supportati dai nostri esperti. Quest'oggi mettiamo una lente di ingrandimento su un settore che è molto comunque importante ed è un po' il termometro anche di certi andamenti, quello delle vendite di auto e moto. C'era stato un tracollo effettivo nelle immatricolazioni, nelle vendite, dovuto poi naturalmente anche alla chiusura, al lockdown passato. Poi per fortuna il mercato ha segnato una ripresa crescente con delle punte molto interessanti nel periodo estivo intorno ad agosto, mantenute anche a settembre, quindi nuove immatricolazioni, auto nuove vendute. Cosa comporta questa? Comporta non soltanto uno svecchiamento di tutta una serie di autoveicoli che erano vetusti, pensate che il 60% delle auto in Veneto ha più di 10 anni, ma comporta anche un muoversi dell'economia interessante che può dare anche speranze per altri settori. Adesso rapidissimamente, nell'arco di pochi giorni, le situazioni si stanno modificando. Cosa potrebbe succedere? Noi per approfondire questo tema siamo collegati con Giorgio Sina, Presidente Gruppo Confcommercio Veneto Auto e Moto. Presidente, ben arrivato qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora, con il suo supporto vogliamo capire un po' qual è stato l'andamento a seconda dei mesi che si sono susseguiti e secondo lei la ripresa che è stata segnalata a che cosa è stata anche dovuta? Ma allora diciamo che considerate che quando abbiamo riaperto il 4 maggio, data storica che ci ricorderemo tutta la vita perché non era mai successo che nelle nostre attività fossimo stati chiusi per quasi 2 mesi. Speriamo di ricordarla, Presidente, speriamo di ricordarla perché non ce ne siano altre. Speriamo che non ce ne siano altre, brava. Ecco, avevamo preventivato chiaramente dei cali da maggio in avanti attorno ad un 40-50% del nostro mercato. Ora, a parte maggio che ha segnato un meno 28%, e comunque forse dipende un po' dalle zone in Italia, ma comunque in Italia forse anche un po' di più, a parte quello diciamo che da giugno in avanti, settembre compreso, abbiamo avuto un mercato che è stato direi in recupero, addirittura in certi casi, in certi mesi anche superiore all'anno scorso. Questo chiaramente ha portato ad aver per fortuna diminuito il gap che era del 44% causa i 2 mesi di chiusura ad un 30-32%, dipende un po' dalle zone anche del Veneto. Quindi direi sicuramente interessante, dovuto a cosa? Dovuto al fatto che c'è stata un interesse all'acquisto dell'auto abbinato anche al dover sostituirle in certi casi, perché, come ricordava lei prima, il 60% delle auto che circolano in Italia, ma anche in Veneto, hanno più di 10 anni. Quindi avere una macchina che ha più di 10 anni, che inquina di più, che costa di più manutentarla, grazie alle forti promozioni che tutti noi, assieme alle case automobilistiche che rappresentiamo, abbiamo messo in atto, evidentemente c'è stato anche un po' di voglia, di entusiasmo da parte dell'interlocutore e quindi siamo riusciti a sanare al momento questo mercato che, ahimè, è ancora un meno 32%, ma comunque con dei presupposti che, augurandoci che migliorino, grazie anche alla campagna rottamazione che tutti ci auguriamo continui, che al momento è valida solo sulle auto ibride e elettriche, possa, diciamo, darci ragione entro fine anno magari migliorare ancora le performance. Ecco Presidente, perché tanti si pongono anche la questione, certe agevolazioni sono rivolte solo ad auto di piccola cilindrata e non a quelle più importanti, quasi dando per fattore unico ed esaustivo che chi compra una macchina più grande è molto benestante, che può permettersi questo e quest'altro, quando in realtà non è così, perché ci sono famiglie che hanno esigenze ben precise. Poi adesso quando ci si può muovere, ci si sposta, lo si fa con ogni commodity, almeno in macchina, visto che in aereo ci privano di tutto, tra poco manco la valigia possiamo portare, e allora quindi si va su macchine di cilindrata più importante, però per quelle l'agevolazione non c'è, l'ibrido è tutto un punto di domanda.
No, allora, diciamo che l'iniziativa che ha messo in piedi lo Stato, che era già antecedente tra l'altro, è quella che riguarda le auto elettriche e le auto ibride. E le hanno divise, poi, chiedo scusa, poi hanno aggiunto anche, e purtroppo questa iniziativa è finita con il mese di settembre, sono stati esauriti i fondi, hanno inserito anche per scaglione di inquinamento di CO2 anche le auto diesel, benzina, purché inquinassero sotto i 110 kg di CO2. Quindi noi ci troviamo ad avere delle fasce che vanno da 0 a 20, da 20 a 60, da 60 a 90 e da 90 a 110. Quindi mi faccia dire, se uno vuole prendere la macchina, anzi ben vengano gli acquisti di auto piccole, di auto di media e di piccola cilindrata, purché abbiano un inquinamento inferiore ai 110. Ora, questi fondi sono finiti. Abbiamo chiesto più volte allo Stato di reinserire i fondi che sono esauriti, ma purtroppo al momento ci hanno risposto picche e quindi in questo momento è attivo il fondo sulle auto elettriche, sì. Quindi se uno compra un'auto elettrica ha diritto ad avere 8.000 euro di sconto solo dallo Stato, al quale si aggiunge lo sconto che viene dato da noi concessionari se ha un'auto vecchia da rottamare e in più c'è la fascia che va da 60 a 90 che è quella cosiddetta delle auto generalmente utilitarie che sono ibride generalmente, sulle quali lo Stato dà 1.750 euro. Ma è poco 1.700? È pochino? Mi scusi, non c'è più nulla su quelle che sono invece le fasce da 90 a 110. Infatti, quindi sono penalizzate le auto di cilindrata superiore. C'è un messaggio che è arrivato, glielo leggo, Presidente. Secondo me l'auto ibrida non è per niente conveniente. Ore ed ore per ricaricarsi, smaltire e riprodurre le batterie inquina. Poi se proprio devo dire, paragonando le due auto che ho, diesel e ibrida, il consumo è uguale, ma il costo no. Viva il diesel. Questo è il messaggio di un telespettatore. Beh, guardi, allora qui trova d'accordo con quello che dice il telespettatore. Allora, chiariamo bene, il diesel oggi per uno che fa 20-25 mila chilometri all'anno o più è l'unico mezzo in questo momento in grado di viaggiare spendendo poco risparmiato. Quindi 20-25 mila chilometri anno uno deve fare questa valutazione, conviene il diesel? Secondo me oltre i 25.000 chilometri conviene il diesel. Il diesel purtroppo è criminalizzato perché inquina, così dicono, ma se noi guardiamo le tabelle di inquinamento, il diesel inquina meno del benzina in certi casi, non meno degli ibridi evidentemente, quindi vengo all'ibrido. L'ibrido è sicuramente una bella valutazione, un'ottima valutazione, ma dipende dall'uso che ne facciamo dell'auto. Cioè, se noi usiamo l'auto in città, prettamente in città, teniamo presente che fino ad una certa velocità vado a elettrico e quindi non consumo nemmeno benzina. Certo. Se io invece l'uso dell'auto la faccio nell'Interland e comunque uscendo dal centro abitato e magari facendo 30-40 km al giorno per raggiungere il posto di lavoro, consideriamo che oltre 40-60 km di velocità vado a benzina. Quindi è chiaro che se prima andavo a gasolio consumo di più, perché vado a benzina e la benzina oltre che a consumare di più costa anche un pochino più. C'ha ragione. Ecco, quindi voglio dire, l'ibrido è sicuramente il futuro, anzi dai dati che abbiamo, mi permetto di leggerveli, che sono anche confortanti, abbiamo immatricolato da gennaio ad agosto di quest'anno 7.819 auto ibride contro le 6.600 dell'anno scorso, un incremento di un 18% in un mercato che cala del 32%. Se guardiamo addirittura le plug-in hybrid, che sono quelle che hanno la ricarica della batteria, quindi motore a benzina con ricarica della batteria, abbiamo addirittura quasi raddoppiato i volumi, quindi 84% in più. E addirittura, se guardiamo le elettriche,
confortante, ma comunque ancora molto pochi i numeri, abbiamo il 111% in più, 1270 l'anno scorso, 2687 quest'anno. Ecco, quindi oserei dire che l'ibrido sicuramente è il futuro, l'elettrico ci vuole ancora qualche anno, il diesel è ancora vantaggioso per chi fa tanti chilometri. Allora, le leggo un messaggio, forse quasi fosse a commento di quello che le diceva. Ho guidato una macchina completamente elettrica, 6 ore di ricarica per fare 100 km, ma come si fa? Poi il diesel non inquina di più. Se parliamo degli ultimi motori diesel, era solo per creare un nuovo mercato, tutto qui, complici anche le fasce verdi, gialle, rosse delle regioni, servono per aprire un mercato nuovo. Quindi questo messaggio esprime molto scetticismo sull'elettrico, però allacciandosi a quanto lei diceva, risolverebbe i problemi nelle città. Allora, diciamo che l'elettrico è sicuramente il futuro non prossimo, ma il futuro nell'arco di 5 anni. Consideri che diverse case automobilistiche hanno in budget il 50% di vendite di auto elettriche nei prossimi 5 anni. Quindi direi che l'elettrico è sicuramente un mezzo che elimina l'inquinamento totalmente e ha sicuramente dei vantaggi legati sempre all'utilizzo che se ne fa dell'auto. Diciamo che oggi stanno lavorando molto per aumentare l'autonomia delle batterie e stanno anche investendo molto un po' tutti, i comuni, le province, le regioni, tutte le istituzioni per avere più punti di ricarica. È vero anche che se io raffronto il carico di benzina, il pieno di benzina con il pieno di elettricità, in 40 minuti ricarico l'80% dell'auto elettrica e in 3 minuti faccio il pieno di benzina. Sì. È vero. Ci sono però diverse community e diversi, direi così, fautori e convinti dell'elettrico che hanno, direi così, cambiato il loro modo di vivere. Se per andare a Milano mi servono 3 ore e mezza da Udine o da Padova 2 ore e mezza, starò 3 ore o 3 ore e mezza, però so già che se vado con la mia macchina elettrica devo fermarmi dopo 300 km per fare il pieno di energia e quindi perdere mezz'ora e poi ripartire e arrivare per altri 200 km a Milano e poi magari dover rifare il pieno di energia perché. Quindi è una mentalità completamente diversa. È anche vero che in futuro avremo maggiori autonomie, avremo batterie diverse, più leggere, con maggiori autonomie e maggiori punti di ricarica. Mi permetta, ma se io parto da Udine o da Padova o da Treviso e vado a Milano e so già che quando mi fermo a bere un caffè all'autogrill sono certo di avere in tutti gli autogrill o comunque fuori dall'albergo dove arrivo a Milano la presa di ricarica o comunque fuori dall'ufficio dove mi rivolgo, evidentemente diventa tutto più facile. Oggi non siamo ancora pronti per l'elettrico. Assolutamente. Allora Presidente, grazie, io le interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, dopo la pubblicità ci ha raggiunto anche un altro ospite, vi lascio in suspense che ci supporta in questa analisi che stiamo facendo, prendoci anche ad altri mercati, dovete restare con noi così scoprite anche chi è, continuiamo su questo discorso, mandate i vostri messaggi, a tra poco.